Grazie, prendiamo la linea del Veneto, abbiamo invitato Antonio Bertoncello, ex sindaco di Portogruaro. Il centrodestra, Daniele Stivali in particolare, ha detto che il commissario sta facendo bene a Portogruaro. Io vado controcorrente, intanto voglio, e lo farò nei prossimi giorni, elogiare il commissario perché sta dimostrando sia adesso con la fiera ma in tutti questi mesi che si può fare benissimo senza la sinistra al governo di Portogruaro e soprattutto senza un po' tutti il sindaco. Del commissario. Hanno tanto sbandierato che sarebbe stato il disastro, invece stiamo dimostrando e sta dimostrando appunto il commissario di poter governare anche senza la sinistra. Il tono della Fiera di Sant'Andrea è stato positivo secondo me, io sono stato a entrambe le giornate, sia sabato che domenica, ho visto una gran presenza sia di cittadini ma soprattutto di bancarelle. Questo significa che evidentemente il lavoro che ha fatto il commissario e i tecnici è stato positivo, ma la cosa positiva che c'è all'interno del Portogruaro è che il Portogruaro si vive bene anche se c'è un commissario, esattamente il contrario di quel che dicevano qualche mese fa appunto le Cassandre di sinistra. Io vorrei affrontarlo in maniera più compiuta, anzi abbiamo deciso di fare una conferenza stampa di fine anno per fare il punto della situazione sull'attività del commissario. Non si può giudicare l'attività del commissario, che è bravo, che possa sostituire una giunta, un consiglio e un sindaco. Può fare le cose ordinarie, però pensiamo a un momento, il dibattito che è aperto sull'ospedale, il dibattito che è aperto sull'acqua, il dibattito che è aperto sulla terza corsia, il dibattito che è aperto sul ruolo di Portogruaro, vuol dire noi ci troviamo sui lavori pubblici, sul piano delle opere pubbliche della provincia, noi ci troviamo di fronte a una città ferma. Questo non vuol dire dare un giudizio sul commissario, vuol dire prendere atto, come ha fatto Gasparotto, che ha motivato il fatto che non ci sono soldi della provincia nel portoguarese per il fatto che non c'è un punto di riferimento a Portogruaro perché manca il sindaco, lo ha dichiarato Gasparotto non ha detto proprio così. Gasparotto ha detto che comunque le opere in essere, i progetti in essere per quanto riguarda il portoguarese nella provincia si devono commisurare nell'arco di 3 anni. Sì, ma difatti il piano triennale della provincia non è previsto solamente 800.000 euro per la manutenzione strade. La pista ciclabile Lugugnana e Villanova, il progetto esecutivo finanziato, integrato, mancava solo la convenzione con la regione, la giunta precedente, e poi non c'è una lira. Bene, ringraziamo Antonio Bertoncello. Purtroppo leggevo sulla stampa ieri sull'edilizia scolastica, il portoghese è abbandonato rispetto al San Donà, cioè lanciare questi messaggi sulla stampa, che poi non è assolutamente vero nei confronti dell'assessore che sta portando 3.500.000 euro che stiamo già spendendo per gennaio, che sta portando 10 milioni nel prossimo triennale, e che ha dovuto spostare il ragionamento su che è l'intervento grosso, che è l'Ips di Portogruaro, l'ha dovuto spostarlo perché non ha un interlocutore a Portogruaro, quindi non poteva certamente metterlo nel 2010. La colpa non è dell'assessore provinciale o della provincia se a Portogruaro purtroppo non c'è un interlocutore. Portogruaro paga anche questo, ma lo paga. La causa è purtroppo una situazione portoghese che va spero assolutamente risolta nel più breve tempo possibile, perché purtroppo il fatto di non avere un sindaco è una situazione che alla lunga paga. Difatti Portogruaro sta sparendo un po' da tutti gli enti di sottocomando, di sottoservizio, e questa è una cosa grave. Speriamo che con marzo, con le prossime elezioni, le cose si possano finalmente risolvere, e poi tutti insieme, dico, al di là delle appartenenze politiche, io mi metto come cittadino portoghese, sindaco, insieme cerchiamo di far crescere tutti insieme questo territorio. Sono Giacomo Gasparotto, assessore all'edilizia della provincia di Venezia. Dunque i circoli del PD del portoghese vi accusano, numeri alla mano, li ho letti anch'io, di sfuggito un po', di spendere più soldi per San Donà. È vero? Guardi, questa è una polemica molto pretestuosa e ho già risposto anche a mezzo stampa dicendo ai circoli PD di leggere per bene il triennale. E loro hanno guardato solo sul 2010, non hanno guardato sui 3 anni. In realtà per il Portogallo ci sono circa 10 milioni di euro. Su San Donà c'è, vero, nel 2010 la possibilità di sistemare e ampliare il liceo scientifico Montale, che è una delle situazioni più precarie che abbiamo nel territorio della provincia, in cui abbiamo quasi 10 aule che vengono ospitate all'ITIS, quindi no, sono ospitate un altro istituto, quindi una situazione abbastanza, e che la passata giunta Giorgia doveva risolvere, non ha mai risolto.
Oltretutto si dimentica che sul Portogruaro a gennaio partiranno quasi 3 milioni e mezzo di interventi per la messa in sicurezza degli istituti del Portogruarese e che vanno ad aggiungersi appunto con quello che è già previsto nel triennale. Quindi su questo ho già risposto, ho detto che assolutamente nella dialettica politica ci sta tutto, ma il Portogruarese non è assolutamente, anzi è sopra i nostri pensieri.